Da dove siete arrivati? Lucca Sicola, provincia di Agrigento. Nessuno è immune, noi siamo una spina nella coscienza degli italiani di questo paese che soffre di una malattia cronica, l'assenza di memoria. Tutti dimenticano. Il nostro dolore che serva da memoria a tutti. Nonostante l'età la giovane età possiamo comunque far sentire la nostra voce. Anche le istituzioni devono fare la loro parte, noi facciamo sentire che ci siamo. Sono le 10:20 e mentre il corteo sta per arrivare in Prato della Valle, la coda ha appena lasciato Piazzale Boschetti. 1,5 chilometri di persone hanno invaso pacificamente Padova per dire no alla mafia. Oltre 50.000 persone, la gente per bene. Ecco Padova, il Veneto, l'Italia tutta che dice no alla mafia. Sono arrivati da tutto il paese per ricordare chi è stato ingiustamente ucciso, magistrati, poliziotti, carabinieri, giornalisti, cittadini che si sono ribellati alla mafia. In mezzo alla folla si sono mischiate le istituzioni. Il rischio che stiamo correndo è che le mafie finiscono per governare l'economia. Vorrei che soprattutto gli imprenditori riuscissero a capire che iniziare a segnalare determinate situazioni anomale significa consentire alla magistratura, alle forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, polizia a intervenire in tempo. Non ci sono regioni vergini, che bisogna sapere difendere tutto il paese, che bisogna lavorare anche per quelli che credono che sia inutile lavorare per loro, che non si rendono conto. E poi è un momento in cui c'è molto bisogno di valori profondi. E credo che questo sia uno dei luoghi in cui la domanda può emergere e salire pulita verso le istituzioni, verso la politica. La mafia va dove ci sono i soldi, va dove l'economia è più forte, quindi non è da adesso, è normale. Vorrei addirittura ricordare che il più grande processo contro l''ndrangheta è stata fatta a Reggio Emilia, non a Reggio Calabria, quindi è evidente che bisogna avere piena consapevolezza e questa è una battaglia che va combattuta tutti i giorni, non solo oggi. In corteo anche l'ex presidente della commissione antimafia Rosi Bindi, il prefetto di Padova, il questore e il sindaco Giordani, soddisfatto e orgoglioso della risposta data dalla città. Quello di oggi è un onore per Padova essere la capitale di questa manifestazione. È una città molto attenta, una città laboriosa che lavora, che non accetta le infiltrazioni.